abbiamo chiesto all'assessore Marcato, in particolare alla missione sviluppo economico, di investire 1 milione di euro nelle imprese artigiane di questa regione. Io non so, Assessore, se l'argomento possa essere anche oggetto di un confronto tra noi più proficuo in una fase diversa. So che ora, diciamo, insieme all'assessore Calzavara abbiamo chiuso in qualche modo il bilancio e quindi se lei mi dà un cenno in questo senso ritiro l'emendamento e ci mettiamo l'impegno a ragionarci su. Il problema qual è rispetto alla piccola e piccolissima impresa e in particolare, almeno dal nostro punto di vista, rispetto al problema dell'impresa artigiana, che per la prima volta quest'anno, cioè nell'anno che sta per terminare, ha visto una riduzione del numero assoluto di unità di impresa presenti nella nostra regione. Io non credo si possa semplicemente liquidare questo fatto, questo dato di fatto, come i mestieri stanno finendo e dunque ci sono meno artigiani. Io credo che ci sia un problema serio nel territorio che ha fatto dell'impresa artigiana la sua forza, anche in settori che oggi sono fortemente competitivi, un problema che noi dovremmo affrontare anche con degli strumenti nuovi. Sotto questo punto di vista, provando a restare, diciamo, su un piano della discussione che non mi ha mai convinto, e lei lo sa, e cioè del piccolo che è bello, noi dovremmo provare a capire esattamente quel piccolo che fa fatica a stare dentro le grandi transizioni in atto, perché vede, Assessore, un conto è dire un sistema resiliente che proprio perché piccolo è, diciamo, veloce nell'adattamento al cambiamento, e questo ci ha sicuramente salvato di fronte a delle crisi ordinarie del sistema economico e produttivo. Quella che noi stiamo attraversando non è una semplice crisi del sistema produttivo, non è neanche una semplice rivoluzione industriale nel senso stretto del termine, cioè di un cambiamento dell'organizzazione del lavoro o dei sistemi di produzione. La rivoluzione che dal mio punto di vista sta travolgendo tutto il sistema produttivo e quello artigiano in particolar modo è un grande cambiamento di processo che dunque non riguarda soltanto il prodotto e dunque che limita fortemente le leve tradizionali di resilienza che anche le piccole imprese artigiane avevano. Ora, perché io dico che dal nostro punto di vista le politiche di sviluppo economico messe in campo in questo anno non sono state sufficienti e soprattutto non sono state adeguate al contesto? Perché nel momento in cui noi attraverso Veneto Sviluppo, con una capacità di impatto limitata dovuta alla riorganizzazione operativa, offriamo sul mercato strumenti che hanno le stesse medesime regole di ingaggio di quelle che le imprese trovano sul mercato bancario, io certamente riesco a dare delle risposte, ma non riesco a soddisfare quelle necessità di accesso al credito che soprattutto le piccole e piccolissime imprese, che anche per indicatori strutturali risultano più fragili, sotto questo punto di vista non riescono a ottenere. Le faccio un esempio molto concreto. Per le nostre piccole e piccolissime imprese artigiane non serve il bando del finanziamento agevolato, non serve neanche o non è sufficiente neppure l'attività che attraverso l'intermediazione di Confidi noi abbiamo messo in campo in maniera significativa per l'accesso al credito. C'è una cosa che oggi serve e che manca da troppo tempo nella programmazione dello sviluppo economico di questa regione, che si chiamano contributi a fondo perduto, che è l'unica cosa che può aiutare seriamente le imprese artigiane che essendo così piccole non sono proprio nelle condizioni neppure di progettare ipotesi di investimento tale da poter consentire loro di affrontare appunto le due grandi rivoluzioni in corso, e quindi quella, diciamo, digitale ed ecologico. Per tutte queste ragioni, con questo emendamento chiedevamo di predisporre uno stanziamento di 1 milione di euro esattamente per questa finalità, perché sono anni che per le imprese artigiane, ed esclusivamente per le imprese artigiane, a parte il finanziamento diretto per i maestri artigiani, non ci sono strumenti ad hoc.